Al via stamani la ripresa delle attività ambulanti, il mercato del villaggio Peruzzo è all'opera dopo essere stato fermo per via della zona rossa che ha imposto il lockdown. La gente è contenta, ma meno i commercianti. Non c'è lavoro, non c'è lavoro e ci vuole, ma con la speranza che non c'è troppa confusione. Lei cosa acquista solitamente? Io, roba di arance, mandarini, tutta questa roba da mangiare, che so. State riprendendo dopo quanto tempo? Dopo 2 settimane di fermo. Niente. Non c'è niente. Un resoconto, qualcosa? Niente, che ci va a essere? Niente. Roba cara. E che non possono cattare niente. Come sta andando dopo questa pausa del mercato? Ci dica qualcosa di incoraggiante. Non è che va tanto bene, perché purtroppo ci chiudono, ci aprono, noi abbiamo roba invernale a casa che non sappiamo cosa farcene, tutta roba da pagare, assegni da pagare, come si fa? Purtroppo stiamo vivendo una cosa pazzesca, brutta, o dal virus o dall'economia, sia da una parte che sia dall'altra, bruttissimo. Non sappiamo nemmeno noi cosa fare, come lavorare, io mi ritrovo con le spalle al muro, con la banca che mi chiede soldi, io non ho come darglieli perché non si lavora. Ci sono stati dei contributi, dei ristori, qualcosa, si fa tanto parlare, ma è arrivato qualcosa o no? Bravo, come dice lei, si fa tanto parlare ma non danno niente, anzi, come regalo ci stanno mettendo più tasse. Ora ci vogliono il bancomat che funziona solo con la carta, e fanno la percentuale, fanno i regali per coinvolgere la gente a fare sconti, ma io non è che dico di no. Vero, è giusto come dicono loro, però se io vado a pagare il 70-80% di tasse, come faccio a fare che c'è €1 di commissione alla banca? E io che faccio? Come mangio? Cosiddetto cashback. Bravo, così io non posso mangiare. Se lo Stato mi fa pagare almeno il 50% di tasse, il primo io sarei a collaborare benissimo, anche se mi resta il 20, il 25 per mangiare io, sono d'accordo, ma così si mangia tutto lui però. Infatti loro non vogliono essere controllati, a noi ci controllano sempre, che è una cosa sbagliata, secondo il mio parere. Con la zona rossa le mancava il mercato, ora è tornata, una sua impressione? Sì, il mercato mi mancava, è stato bello rivedere tante cose che mancavano in questo periodo. Come sta andando? Se la gente ancora ha paura? Ha paura, non ha soldi, non lavorano e giustamente. Sindaco, siamo stati al mercato, il mercato riprende dopo il lockdown, da un lato c'è tanta voglia di uscire, ma dall'altro purtroppo c'è molto malcontento perché le cose non vanno bene. Ecco, lei oggi ha ritenuto di essere qui presente, insomma cercare anche di dare il suo contributo. Sì, naturalmente oggi riprende la vita quasi normale, raccomando sempre tutte le precauzioni, la prevenzione, mascherine, distanziamento sociale, disinfettarsi le mani, evitare gli assembramenti. Naturalmente siamo ritornati ora arancione, spero che al più presto potremmo diventare anche gialla e mi auspico anche bianca. Il commercio naturalmente deve riprendere, l'economia è ai minimi termini, quindi penso che era anche doveroso riaprire i mercati, ripeto, con le dovute precauzioni.